C'è un po' di traffico. Allora, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo qualcosa di differente rispetto al solito. L'idea è quella di arrivare al bivacco Fanton. Ci sarà un po' da camminare e da fare fatica. Speriamo di arrivarci. Chiaramente prima la seconda colazione. Ovviamente in questa avventura non sarò solo, con me ci saranno Leonardo, amico da una vita e mio commercialista, e Marco, amico da una vita pure lui, e mi ha procurato quei famosi bicchieri. Marco, avresti per caso 21 bicchieri di plastica? Ok, ciao, grazie. Bene, siamo arrivati al punto di partenza, c'è già un pit stop. L'hai capita? Bene. Bon, partiamo? Vamos! Siamo partiti dal rifugio Primula. E quanto abbiamo di dislivello? 1530 metri. 1530 metri. Tanti metri. Sarà una lunga passeggiata. Dici? 4 orette di intensità, livello 10 su 10. Leo, sei fiducioso che arriviamo su o come la volta scorsa torniamo indietro? No comment. Vedremo e vediamo allora. Ma soprattutto rispetto all'altra volta il mio ginocchio resterà tutto intero. Ma secondo me ti spacchi l'altro. Ma così sei a posto, no? Poco male, alla fine si sistema, dai. Noi dobbiamo arrivare praticamente lì. Com'è il discorso? Dovrebbe andare per di là. Non vedo l'ora che sia stasera per stare al fresco. Stiamo piovendo tutti e tre. Ci mettiamo a Mangiare. la cosa più bella finora. È la tosta. Tacchino e pomodoro. Morta sua. Guarda qua. No, Leo, c'è una mosca tipo nel dopo. Buona proteina. Comunque, mortadella, zucchine, Philadelphia e pomodorini secchi è uno spettacolo. Infatti quando hai detto mortadella, zucchine e Philadelphia già mi avevi conquistato. Ho imparato da chi sa fare i panini. Allora, prima pausa andata. C'è da dire che per i primi 3 km erano? 2 km e 20 è tranquilla. Poi comincia tu che sei esperto, quanto dislivello abbiamo fatto? 340. 340? 340. E stiamo facendo quale strada? Quella facile. Questa. Bene. Quella facile. Quella è facile questa. Meno male che è facile. Ora, scusate un attimo, noi siamo qui, ok? Il posto è lì. Qui piccolino!
Quindi abbiamo tutta questa strada qui. Allora, la speranza è che, siccome ho già visto che c'è qualcuno, la speranza è che non ci sia troppa gente. Male che vada, dormiamo per terra. Sono particolari. A parte voi due, non è male la vista per di qua. Anche di là, dai. Però di qua è molto meglio. Quant'è che manca quindi? 2 chilometri? 2,5 km e circa 950 metri di dislivello. Che visti così sono brutti, eh? Cioè lassù in cima sono proprio brutti. Ti dirò che pur non avendoli, sento i polpacci che bruciano. L'ultimo tratto tira. Alquanto. Non è simpaticissimo l'ultimo tratto. Forse sono sorti dei problemi, nel senso che il bivacco è da 12 persone e ci sono 20 persone su. Quindi o dormiamo tutti insieme, appassionatamente, o dobbiamo scendere. Il problema è che la strada è questa. E in discesa non è mai così simpatico. Cerca di non ammazzarti se puoi. Intestami qualcosa prima. Sì. E mi basta il drone. Cazzo, se cadi là sei morto. Il tratto finale è come se prendessi sberle in continuo, come se ti facessero dei Lopez continuamente. E fa pure schifo lassù perché è coperto. Tutti i miei iscritti, spero apprezziate questa nostra prova di resistenza. Anche perché la mia resistenza ormai è finita. Sto andando avanti di masochismo. Però, insomma, posso dire che è devastante? Oh Gesù, sì. Visto da qua non sembra neanche un miraggio. Signori, home sweet home, forse, con qualche piccolo dubbio. Ciao. Scusatemi se filmo, giuro che... Dovrò chiederti la firma per autorizzazione. Va bene. Dei dati personali. Poi c'è un sacco di spazio. I'm gonna take whatever is mine. I'm gonna make it to the top. I'm gonna take whatever is mine and share it with the world.
Gioco, qual è il menù di questa sera? Spätzle, detti anche Patzli, Spuzzel, Petzl, con pancetta che sta rotolando bene. Panna che dopo getteremo nella pentola e cuciniamo bene. Tempo 6-7 minuti e poi ci sarà un bel chiletto abbondante di Spätzle con panna e pancetta che diciamo in montagna è morte sua, guardiamo il paesaggio. Verrà bene? Sì. Sì, verrà bene, verrà comunque buono lo stesso. Oh, che bella immagine. Comunque qua potete prendere ancora. I'm gonna take whatever's mine. Lo vedi? Sì, è là. Bene, il sole l'abbiamo preso. Sì, ecco. Andiamo a mangiare. Dai, siamo belli uguali tutti e tre, quindi facciamo schifo. Oh mio. Non cambia nulla. Bene, ora Faccio facciamo un'ultima colazione. che vado di là. Non so con cosa. L'ho preso. Che cazzo c'è? Serviva. Era scenografico. Piccolo recap. Allora, punto 1, allenamento minimo ci vuole perché sennò è devastante arrivare su. Punto 2 è così. Punto 3, ha un tratto di ferrata dove sotto hai un buco e se ti scivola sei marmellata. E non è il caso, insomma, direi che non è proprio il massimo come cosa, no? Per il resto è molto figo. Bene, diciamo che per questo video è tutto. Statemi bene. Io spero di arrivare a casa per montarlo. E niente, ci vediamo in un prossimo video.